Bene, bisemos como torramos in da Isecusu, torramos a Sannovasa, pronto? Va bene, come si intende, dunque abbiamo il toccamento ed olu, a 81 anni, sin che il morto ci giorno, gattio di Rinalatu, babbo di Ivan, Pamela e Pierluigi, manca da vita una persona che pure benigna dai attilue, dai diritti, si è iscritto, rapportare con saziente del suo loco, imparandone, Zalimba e Zalusanza, di ammentare, Zadicchita, Lepia, ironia, a Sabistichesa, che hanno trattato anche in tutto, che hanno sia che abbiano un discorso di questa ironia simpatica che de gunno, insomma, metadecchita, lepia, insomma, però proprio Sabistichesa. Addio, Ciro. Altro toccamento d'olo che abbiamo da dare, este curso de un altro frate di Dinamura, Pietro, che è morito a poca distanza da Pascale, con nostro tralleda, e s'intero l'hanno fatto edesi domenica 30 in Orune, in Sacreia di Santa Maria Maggiore. Bene, abbiamo nato dei sport, della Bifrese che ha perduto qui su Macumele e che come Razzapata ultima in classifica, penultima in classifica a 8 punti spariti su Silanus. Insomma, poi L'Alulese che invece ha pareggiato e come quindi sta a unici punti, è una bella posizione, insomma, poi squadra appena entrato. Forza Vitesse, insomma, io penso che la squadra è buona, este, gioca bene e prima o poi lo spunto bene da fuori. Bene, andiamo da innanzi, stiamo fare danni di Zecchino d'Oro, siamo nato qui sul Zecchino d'Oro di Occanno, batta protagonista sardo. Uno è Don Marruncheddu, che ha scritto sul testo della poesia, della canzone che ha vinto, e poi invece Ambracau, che è stata quarta appunto classifica del scantante del Piscineder e Pizzino, insomma. Vento sardo di Maestrale al 68esimo Zecchino d'Oro. Vince il Festival internazionale della canzone per bambine e bambini Ci pensa il vento, cantata da Emma Daccoli, 9 anni, di Monza, su musica di Lodovico Saccolo e testo del prete oristanese Don Francesco Marrucheddu. Al quarto posto la piccolissima cantante di Capoterra Emma Cau, di appena 5 anni, col brano Disco, scritto e musicato da Andrea Agristi. Complimenti, una bella cosa. Andiamo da innanzi e diamo de attimo, agricoltura, le richieste attese, le priorità, siccità, dazi, trasporti. Agri insieme vuole un incontro con la Presidente in attesa di un nuovo assessore. Coldiretti denuncia l'emergenza acqua, reti vecchie, ne perdiamo il 53%. Questo è vero, non si necessiti anche se a capo di questa cosa della sperdita, a promettiti pare che ha adottato un sistema nuovo, però intervenire che sono scantieri a ponere insomma amparo a questo guastolo e come vamos a vedere insomma speriamo che sia gallo. Bene, andiamo da innanzi, un pezzo di Sardegna in Florida, tutti pazzi per fregola e maialetto. Lo chef Andrea Fada, alla guida del ristorante Zona Blu a Weston, al suo fianco Deborah e Sheila Marras, figlie di emigrati di Uri e Patala. Cioè, quindi canno si bischifacchere, canno si bippone sani, ma i suachere, la cosa resessini, insomma, è una bella cosa, questa, c'è tanta Sardegna, Weston in Florida, la si riconosce dalla fregola che profuma di mare, dai gulurgione fatti a mano, dal maialetto croccante, dalle seadas colorate e soprattutto
da quei celebri spaghetti con vongole e botarga che fanno guidare non solo da Miami, ma anche per centinaia di chilometri pur di sedersi davanti ad un piatto di pasta. Cioè, arrivano da Terue, poi si mancare pasta che vongola, piegano a me pure, cioè, chiaramente, questo è un prato di chi botarga, che prefero. E la Sardegna, che lo chef Andrea Fadda, 53 anni, sardo di Sant'Annarresi, ha portato negli Stati Uniti e messo al centro di Zona Blu, un ristorante diventato un piccolo ambasciatore dell'isola nel cuore della Florida. Bene, ne siamo scontenti di avere. Andiamo da innanzi, il Cagliari a testa alta verso l'obiettivo, dalla Juve alla Roma, poi l'Atalanta e lo scontro diretto con Pisa, dicembre di fuoco. Cioè il nostro calendario metta facile, poi su Castello, insomma, insomma, sono sei squadre già pur forte che gli tocca di imbennere, intanto invece su Genova chi paria in ultimo, che sta unico punto Palisi chi su Cagliari. La partita è inveniente di su Castello, non si lega bene, purtroppo in Oche, che inchieste su Cagliari, boh, non si lega. Non si lega la fotografia, quindi non voglio narrare, ma se Roma, penso che sia Roma, e quindi nota essere una partita meta facile. Andiamo da innanzi, l'auto vola giù dal ponte, schianto fatale per 3 giovani. Villagrande, le vittime sono operai egiziani, andavano a fare la spesa. Purtroppo che sono rotto il ponte e tutto stel morto. 3 poveri ragazzi morti nel vuoto dell'acqua nera e gelida del torrente tra 2 pareti di roccia. Sono volati giù da un ponte nel giorno di riposo mentre andavano a fare la spesa in pianura tra le strade larghe di Tortolì, braccia egiziane per un cantiere in paese da pochi giorni. Brave persone, dicono tutti, 3 bravi ragazzi morti. Tamer Amuda e Ranzi. E questi sono i loro nomi, pronunciarli è una forma di rispetto. Inutile il guardarail. Il guardarail a presidio di Sotai è rimasto a penzoloni, protezione inutile agli urti, messa sotto sequestro dal magistrato. Qualcuno un giorno forse pagherà per tanta incuria, mentre che un nastro bianco e rosso non sostituisca le protezioni sine die. Cioè, come chiaramente non messo guardarai e battono un nastro, provo a segnalare su danno. Milano-Cagliari nella lista nera, sotto Natale rincari del 500%, cioè come ne approfittano insomma sul periodo di Natale, scostano 3, battono via tanto biglietti alle stelle per i non residenti. L'UGL serve un limite alle tariffe. Il Codacons narrata impennata dei prezzi ingiustificata, intervenga l'antitrust. A 3 settimane abbondanti dal Natale, il Milano-Cagliari si è già convertito in volo impossibile. Anche per i non residenti in Sardegna, niente più biglietti il 20 e il 21 dicembre, che cadono di sabato e domenica, e nei giorni successivi un salasso che raggiunge i 239,99 euro, con disponibilità di orari ridottissima e portando a bordo solo una borsa piccola, se no si sale di prezzo. Prova? Beh, sì. Bonino ricoverata in gravi condizioni. Toto conosciamo da Bonino, mi pare che siete arrivata, cioè io che ha un tumore, lei ha superato e mi pare che va a tapito qualche torrata
Le malattie, ore di angoscia per Emma Bonino, la leader radicale, è giunta nella tarda serata di ieri in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Santo Spirito di Roma. La situazione è apparsa subito grave. Da fonti sanitarie si apprende che è stato deciso di trasferirla in reparto di terapia intensiva. Insufficienza respiratoria, la diagnosi. Bonino ha lottato a lungo con un tumore che l'aveva colpita al polmone sinistro 10 anni fa e da cui nel 2023 aveva annunciato di essere guarita dopo 8 anni di cure. A ottobre 2024 la leader radicale fu ricoverata per 2 settimane per una seria crisi respiratoria. Poi, pochi giorni dopo le dimissioni dall'ospedale, inaspettata visita a sorpresa di Papa Francesco, che Emma Bonino aveva voluto celebrare con una foto su Instagram che la ritraeva al sole sulla terrazza di casa. Bene, andiamo ad innanzi. Però prima tocca rilassare l'articolo. Ecco qua. Carlo Nordio con il nuovo reato di femminicidio, duro colpo alla violenza di genere. Intervista al ministro della giustizia. Proteggiamo le donne e la loro dignità. Per chi uccide è previsto l'ergastolo. Slitta il DDL consenso. Il guardasigilli narrata si farà, ma occorrono limature tecniche che vitisa proprio l'interpretazione che potrebbe essere usato come arma di ricatto, insomma, a questa cosa del suo consenso. Vediamo invece qualche commento o sviluppo della legge sulla violenza delle donne, in questa è Paola Balducci che scrive, è il tipo di promessa che suona giusta, necessaria e inevitabile. Eppure dietro l'ambizione politica e il valore simbolico si nasconde un rischio che il dibattito tende a rimuovere, costruire una norma che pur nata per proteggere le donne finisca per indebolire la tutela a causa della sua scarsa precisione. È qui che la tecnica giuridica si impone con tutta la sua forza, ricordandoci che le buone intenzioni non bastano se non vengono tradotte in un testo chiaro, coerente e applicabile. La proposta di legge bloccata al Senato nasce da un obiettivo indiscutibilmente condivisibile, ma interviene su un terreno che non è affatto inesplorato. Da oltre 20 anni la giurisprudenza italiana ha costruito una definizione di consenso solida, articolata, in grado di adattarsi alle molte variabili delle relazioni umane. I giudici hanno chiarito cosa significa consenso libero, come può essere manifestato, perché il silenzio non basta. Quali forme può assumere la costrizione anche al di fuori della violenza fisica? Questa elaborazione non è un dettaglio, è un patrimonio interpretativo che ha guidato centinaia di decisioni e si è consolidato attraverso un dialogo costante tra corti di merito e Cassazione. Per questo motivo la nuova norma non nasce per colmare un vuoto, ma per tradurre in legge ciò che già esiste nella prassi giudiziaria. E di qui si apre il problema. Per trasformare un principio giurisprudenziale in una regola penale serve una precisione assoluta, perché il diritto penale non tollera ambiguità. Il testo proposto invece appare scritto con un italiano impreciso, con formule ambigue, lontane dalla consuetà tecnica legislativa, tanto da rischiare di confondere dove vorrebbe chiarire, tanto da rischiare di confondere dove vorrebbe chiarire. Vedremo già da anni che non tanto della violenza sulle donne, ma dessa consenso. Il paradosso è evidente. Oggi i tribunali applicano criteri consolidati, domani potrebbero trovarsi inchiodati ad una norma formulata male che riapre un contenzioso interpretativo
proprio laddove la giurisprudenza aveva trovato un equilibrio. Una legge che nasce per rafforzare la tutela rischia così di indebolirla, perché costringe il giudice ad interpretare la norma invece di interpretare i fatti, aumentando l'incertezza in un settore che richiede massima chiarezza. E quindi no che batta, ecco, poi te non è stata da innanzi, ma problema insomma interpretativo. Andiamo da innanzi con la moneta politica internazionale. 3 attivisti italiani pestati dai coloni. Questa scolona sono posti a terra, adesso si piccare a terra adesso usate, sono disposti a fare calesi a cosa. Poi basta denaro chi su esercito la polizia israeliana non fa che nulla, lo lascia fare. Hanno fatto irruzione in 10. Tajani, gravissimo, Tel Aviv fermi queste violenze, ma figurati. Il Papa, i 2 stati restano la soluzione, ma Israele non vuole. Figurati, non fa così Israele che avete 2 stati, basta dello facere, lo riconoscono internazionalmente e si innaffuttire di Israele. Il Medio Oriente e le sue ferite irrompono nel viaggio del Papa. Tra le questioni centrali resta quella di Gaza e della Palestina, con la prospettiva dei 2 stati che non riesce a decollare. Il Papa ne parla con i giornalisti mentre è diretto ad Istanbul, a Beirut. La Santa Sede già da diversi anni pubblicamente appoggia la soluzione di 2 stati, ma sappiamo tutti che in questo momento Israele ancora non accetta questa soluzione, ma la vediamo come l'unica al conflitto che continuamente stiamo vivendo. Negoziati USA-Ucraina costruttivi, ma c'è tanto lavoro da fare. In Florida colloquio di Rubio, Witkoff e Kushner con la delegazione di Kiev guidata da Umerov. Sono giorni importanti per trovare una soluzione, porre fine alla guerra in Ucraina dopo 4 anni. Lo dice Volodymyr Zelensky, ma lo pensano anche il segretario di Stato americano Marco Rubio, l'inviato di Donald Trump Steve Witkoff e il genero del presidente Jared Kushner, che si sono seduti al tavolo dei colloqui a Miami con una delegazione di Kiev guidata da Rustem Umerov, subentrato al dimissionario Adriy Yermak, travolto da uno scandalo di corruzione. Ma tocca di mandare a Putin e te ne pensa. Bene, questa l'abbiamo già vista, il bel via, scusate, no, immagino che l'ultima diapositiva, nuovo assalto dei coloni israeliani, feriti 3 italiani in Cisgiordania, colpiti su Unione Sarda, questa stessa Nuova Sardegna. Ancora violenze nei territori occupati, mentre Netanyahu chiede la grazia. Netanyahu, che è colpevole di una serie di reati, di disabuso, di disaccato, crepettis a grazia. Leone XIV rilancia l'ipotesi di 2 popoli, 2 stati. Israele non accetta, ma è l'unica via di pace. In corso il vertice USA-Ucraina in Florida, colloqui duri ma molto costruttivi. Abbiamo già visto i sati del giornale. Bene, in questo terminiamo il ritenover de oggi, per scusi, insomma, stavia pure mancata, occhio, ma pensavo dell'era a conza bene la telecamera, ma quindi non è scusa una cosa della telecamera, ma del software, insomma, va qualche problema del collegamento, e che hanno su collegamento in cabassata, non piccata la videocamera e su microfono. Bene, che in questo terminiamo, sul ritenover de oggi e non diamo l'appuntamento torna a casa di Duoso. Ecco qua, poniamo in funzione su Michele, così la caricatura. Ecco, poi ieri non poi tu i tenovas anche un po' in sini, insomma, sta largo, metta sini e quindi dovete partire una pizza, insomma.
che è questa zona del Barume, questa zona di qua. Bene, a mentre vedere, buonanotte dai, visti TV, adioso e mentre a casa.